Visita stamani in prefettura del vice ministro Giancarlo Cancelleri alla delega alle infrastrutture, che ha incontrato i sindaci della nostra provincia per un esame delle tematiche relative alle viabilità in generale delle nostre strade. Alla riunione ha preso parte anche Don Mario Sorce, i sindacati rappresentanti delle forze produttive, che in vista della prossima marcia fissata il giorno 25 dalla Rotonda Giunone a quella degli scrittori ha esposto le decennali criticità in cui versa ormai il nostro territorio in tema di strade. Don Mario Sorce ha ringraziato Cancelleri per l'attenzione che sta dando alla tematica, fermo restando che la manifestazione che si farà e che sarà consegnato un lungo elenco sulle priorità stradali in cui versa la nostra provincia, e sarà un foglio molto lungo. Quindi il fatto che adesso siamo qui senza mezzi termini, le chiedo, noi avremo una marcia il 25 e la marcia aveva solo un intento e continua ad avere un intento, quello di dare alla nostra gente di nuovo il protagonismo della vita sociale, che poi ha tutti i risvolti che conosciamo, di riappropriarsi di qualche cosa che purtroppo, per come sono andate le cose in decenni, potremmo dire in trentenni, in quarantenni, no? Che non viviamo questa realtà da oggi. Siamo talmente tanto indietro nelle infrastrutture che ovviamente non riusciremo a risolvere tutto nel breve, però dico dobbiamo dare la sensazione innanzitutto che è davvero cambiato e che i tempi sono fatti. Sono qui oggi perché secondo me questo territorio ha bisogno di avere delle risposte concrete, e soprattutto i sindaci, ai quali io voglio stare accanto, devono avere il governo dalla loro parte per poter spiegare ai cittadini quello che sta avvenendo, perché ogni volta che un sindaco lo lasciamo solo su un territorio stiamo facendo il male di quella comunità, e questo non è mai una cosa buona, quindi dobbiamo sempre lavorare insieme. Musumeci ha lanciato denunce precise contro l'ANAS per decenni e decenni di totale abbandono. Ecco, è possibile che l'ANAS ci mortifichi così, Cancelliere? Ma che l'ANAS abbia avuto per decenni il totale abbandono dei territori, quello è un dato di fatto che ovviamente è incontrovertibile. Cambiamo i vertici allora, cambiamo i vertici. C'è un ponte a Casteltermini che è 3 anni, 4 anni, insomma 100 metri, 50 metri di ponte, ancora dico, faccio un esempio per dire, avete la forza di cambiare i vertici dell'ANAS che non funzionano. I vertici, in realtà i vertici sono stati già cambiati e ora dobbiamo dargli il tempo invece secondo me di lavorare e di portare. Però quello che voglio dirvi è: c'è una grande illusione che viene raccontata, perché qui il tema è uno. Ora, che ANAS sia il grande accusato di turno ogni volta è sempre molto pratico. Il problema è che poi se andiamo a guardare i vari viadotti, come quello che mi diceva lei e tanti altri, scopriamo a giro che praticamente sono o viadotti che sono appartenenti alle province o viadotti che sono appartenenti alle regioni, e comunque non è che il Consorzio Autostrade Siciliano stia meglio della rete viaria dell'ANAS. Allora facciamo una cosa: invece di accusarci, lavoriamo tutti alla stessa parte, facciamo le cose insieme e cerchiamo di portare a casa risultati che devono essere concreti. Questo è quanto anche deve fare l'azienda di Stato, che ovviamente non è esente da critiche, per carità, e sono anche io il primo che sicuramente alza il dito, però dobbiamo sempre riuscire a capire che con queste persone dobbiamo lavorare sempre più assiduamente, che questa è la parte più importante. Gratitudine al Ministro Cancelleri, che per la seconda volta viene ad Agrigento per incontrare gli amministratori su un problema generale e importante quale quello della viabilità provinciale ai vari livelli. I sindaci hanno bisogno di questo collegamento, la cooperazione interistituzionale è fondamentale, quindi sono sicuro che questa di oggi sarà una mattinata di lavoro molto proficua. Perché già c'è stata una prima riunione, un primo incontro, insomma la situazione è sicuramente drammatica per le nostre strade, prefetto. Ma la situazione è una situazione complicata, come lo sono di solito quelle che poi richiedono interventi importanti a questo livello di governo. L'importante, almeno dal mio punto di vista, è constatare la volontà di continuare a lavorare e di affrontare i problemi con spirito costruttivo, confidando sulla collaborazione di tutti e nella consapevolezza che non ci sono soluzioni miracolistiche, non ci sono bacchette magiche. I vari nodi vanno affrontati uno per uno e sciolti con la pazienza
pazienza, con la competenza, con la tenacia, con la costanza e con la voglia di lavorare che mi pare sia ampiamente dimostrata.